ad Arturo, forza Arturo, rimettiti in piedi. Ma anche la vicenda di Arturo si carica di un significato politico per una ragione. Perché mentre ci sono persone che combattono il virus, mentre c'è un intero paese che ha sofferto per i contagi, per i morti, 36.000 morti, abbiamo una destra nel nostro paese che invece schiaccia l'occhio a quelli che nelle piazze dicono che il virus non è mai esistito, a quelli che dicono che bisogna togliersi la mascherina, a cominciare dal capo della destra italiana, Matteo Salvini, un capo che continuerà ad essere capo della destra italiana e che tutti i giorni insulta non solo la ragione ma la sofferenza degli italiani e di ciascuno di noi, i sacrifici che abbiamo messo in campo. Tutti li abbiamo messi in campo, chi nel chiuso delle nostre case, chi andando al lavoro e rischiando tutti i giorni, lavorando, aprendo le fabbriche, andandoci a lavorare dentro quelle fabbriche. Ecco la destra che abbiamo di fronte. E avremmo avuto esattamente questo se non avessimo cambiato governo, se non avessimo mandato a casa Salvini, se non avessimo fatto, tra mille difficoltà anche del Partito Democratico, questo nuovo governo. Avremmo avuto l'approccio di Bolsonaro, quello di Johnson, quello di Trump, di tutti i loro riferimenti internazionali. Questa è la destra italiana, la destra che abbiamo di fronte in questo momento. E questo virus ci colpisce, ha ragione Vanessa, ci colpisce poi laddove siamo più fragili, come a ciascuno di noi, le nostre persone, che fa più male magari quando si unisce ad altre patologie. Così accade nella società, sul terreno economico e sociale. No, non è una livella come qualcuno ha detto all'inizio, non unisce i destini ma rischia di separarli, facendo più male laddove già si soffre. E questo tema dei divari, delle disuguaglianze, che ha una profonda dimensione sociale, generazionale, di genere nel nostro paese, anche territoriale, è quello di cui mi occupo io, non riguarda più soltanto la frattura tra nord e sud, che pure è fondamentale, questo paese più unito di quello che racconta chi lo vorrebbe diviso, a cominciare dal vostro presidente della regione, ma comincia a riguardare tutto il paese questo tema dei divari territoriali. Io ho voluto che il mio ministero si chiamasse Per il Sud e per la coesione territoriale, proprio per questa consapevolezza, perché oggi c'è un tema del territorio, della vita del territorio, anche nel centro-nord, la distanza tra centri e periferie, non solo delle grandi città, ma anche nelle città medie, dove alcuni quartieri sono quartieri che soffrono di più, che non riescono a inserirsi nei processi di modernizzazione. C'è un tema nel rapporto tra grandi città e piccoli centri, tra aree urbane e aree interne, ed è quello di cui mi occupo io e di cui abbiamo discusso anche oggi qui in Veneto, e poi voglio dirvi qualcosa nel merito. Ma questo perché, lo dico perché questo virus non ha, cambiato il mondo. Certo, ha cambiato le nostre vite, ci ha messo in difficoltà, ma ci ha fatto vedere meglio, più drammaticamente, alcune cose che già non funzionavano, che già avevamo messo a fuoco. Ed ecco perché io sono tra quelli che chiede, combatte, lavora nel governo per segnare una discontinuità più forte, non solo rispetto al governo precedente, ma rispetto a una lunga stagione che non ha messo a fuoco, che si è un po' dimenticata delle disuguaglianze. Ma se c'è una cosa di cui sono contento e orgoglioso è che noi avevamo iniziato a invertire la rotta da subito. Vi ricordate la legge di bilancio? Era la legge di bilancio che Salvini si è rifiutato di fare, lui ha aperto la crisi di governo esattamente per quello. Ecco, rispetto alla ricetta della destra, che era quella della flat tax, cioè la peggiore delle ingiustizie, quella di fare parti uguali tra diseguali, diceva Don Milani, noi abbiamo cominciato a invertire la rotta, abbassando le tasse sugli stipendi dei lavoratori con i redditi medio-bassi. Ed è stato un percorso che si è avviato, che va proprio nella direzione di provare a combattere le disuguaglianze. E allora questo lo dobbiamo rivendicare anche in questa campagna elettorale. E al Presidente della Regione, che, visto che il nostro candidato è stato colpito dal virus, dice che adesso non si vuole più confrontare, io vorrei dire: Presidente, scendi dal tuo piedistallo. C'è un campo, una battaglia in questo momento, c'è il Partito Democratico, ci siamo noi, confrontati con noi, prova a vedere quali sono le tue ricette e le nostre, confrontiamoci con i cittadini, scendi dal piedistallo, Presidente, perché non basta più dire l'ha detto Zaia in questa regione.
Questo è il massimo dell'arroganza che si può determinare in una società. E durante questa pandemia ancora di più abbiamo messo a fuoco questi temi. Voi avete chiamato questa iniziativa Prima le persone. E noi possiamo dire, qui c'è Alessandro, lo sa, con mille difficoltà, anche in un'interlocuzione che abbiamo avuto sempre con il Parlamento, la scelta che abbiamo fatto è stata quella di mobilitare il massimo delle risorse immaginabili. Non c'era mai stato nella storia d'Italia una mobilitazione di risorse così grande. E l'abbiamo fatto avendo in mente quello che avete scritto qui in questa iniziativa. Prima le persone, ma l'abbiamo fatto davvero prima le persone, perché anche le scelte che abbiamo compiuto hanno messo prima le persone rispetto ad altre esigenze, pur legittime, che le esigenze per esempio del tessuto produttivo, eccetera. Ed è stata una scelta che si è rivelata giusta anche sul piano economico, perché l'impatto della pandemia, almeno i numeri, quelli che stiamo vedendo in questi giorni, ne stiamo sempre discutendo con il ministro Gualtieri, sono meno negativi rispetto ad altri paesi che sono arrivati dopo a prendere le decisioni che abbiamo preso noi. Per questo è importante continuare a tenere alta la guardia, dobbiamo farci carico noi rispetto all'irresponsabilità della destra italiana di questa esigenza in questo momento, perché ha anche un valore economico, perché noi non possiamo permetterci un altro lockdown e quindi abbiamo bisogno in questo momento di contrastare questo virus, portare attenzione, tenere la mascherina, avere l'app Immuni, proprio per invece lavorare alla ripartenza. E abbiamo portato queste risorse per piccole e medie imprese, per prestiti, per dare ossigeno al tessuto produttivo e per salvaguardare il tessuto sociale, anche provando ad arrivare laddove le politiche non arrivavano. Noi ci siamo battuti e l'abbiamo rivendicato poco, per la verità, anche per avere un reddito di emergenza per chi era scoperto da tutti gli altri interventi, e non riguarda solo il sud. Riguarda aree del centro-nord, aree anche laddove c'è maggiore ricchezza, c'è marginalità, come è stato ricordato, come ricordavate con i vostri numeri. Si sono lamentati in molti perché abbiamo bloccato i licenziamenti. Beh, io penso che quello sia stato un atto di giustizia, perché l'impatto economico e sociale di questa pandemia non si poteva scaricare sui lavoratori, e a quelli che ci dicono non si può continuare così, noi dobbiamo dire con altrettanta forza, con altrettanto coraggio, che nessun progetto di rilancio del Paese può fondarsi sull'angoscia delle persone, e l'angoscia delle persone è anche quella di perdere il posto di lavoro, e noi dobbiamo farci carico anche di questo. Questo riguarda un elemento di giustizia e di salvaguardia del tessuto sociale ed economico del Paese. E io lo dico al Presidente Zaia, c'è il Partito Democratico in campo, perché questo Partito Democratico può andare in mezzo ai cittadini a testa alta, a rivendicare il risultato storico che abbiamo portato in questi anni, che è la vera svolta che si è determinata nel nostro continente. Cioè il fatto che l'Europa ha cambiato segno, l'Europa non è più il vincolo, l'Europa è tornata ad essere, come sognavano i nostri padri costituenti, la grande opportunità per il nostro Paese, una nuova via di sviluppo. Questo percorso del Recovery Fund davvero segna uno spartiacque nella storia. E noi dobbiamo rivendicarlo, che siamo stati il Partito Democratico in questo governo che ha cambiato linea nel rapporto sull'Europa ed è riuscito a posizionare l'Italia sulla frontiera più avanzata dell'integrazione europea. Dobbiamo rivendicarlo, che è stato grazie alle nostre personalità in Europa, a cominciare da Paolo Gentiloni e da David Sassoli, se siamo riusciti a portare a casa questo risultato, che è un risultato che adesso non riguarda solo noi, non riguarda solo il governo, riguarda tutti i cittadini, tutti i territori, e noi dobbiamo discutere certo con tutti. Di questo si dovrebbe parlare in questa campagna elettorale, dell'opportunità che abbiamo finalmente di potenziare i servizi, a cominciare dal trasporto pubblico locale. Non serviva aspettare l'autonomia per avere un trasporto pubblico locale su cui investire. Altre regioni senza autonomia hanno investito sul trasporto pubblico locale, che riguarda la vita delle persone, la vita dei pendolari tutti i giorni, che abbatte i tempi di percorrenza, che serve a connettere il territorio, a collegare le città. Puntare sui servizi serve a questo. Riguarda la vita dei nostri giovani, hai ragione Pietro. Riguarda dalla scuola, come ricordava Vanessa, fino alle università. Qual è il disegno sulle università anche in questa regione? Come si rendono le università tornare ad essere quel ruolo che devono svolgere, il volano dello sviluppo?
legarsi alle imprese ma in maniera più virtuosa, perché anche lì che cosa ci dice l'Europa? Dobbiamo puntare sulla competitività, e la competitività non significa replicare sempre quello che si continua a fare, significa anche mettersi in discussione, guardare al futuro, guardare a questo tessuto di piccole e medie imprese che è straordinario, ma che si deve dare una proiezione che non può essere solo quella di fare da subfornitura, per quanto intelligente, per quanto eccellente, dell'economia tedesca, perché quando si ferma l'economia tedesca alla fine ci fermiamo noi e non siamo più locomotiva, diventiamo vagone di scorta, e allora dobbiamo guardare alle filiere, puntare sull'intera filiera, partire dalle grandi imprese per arrivare al tessuto di piccole e medie imprese a cui dobbiamo dare strumenti per crescere, perché questo significa maggiore produttività e maggiore qualità del lavoro, perché di questo abbiamo bisogno nel nostro paese, dappertutto, perché guardate, non c'è solo il tema del mezzogiorno. Se guardiamo le classifiche europee, noi abbiamo visto in questi anni, rispetto alle grandi aree che vanno bene in Europa, anche il declino delle regioni più avanzate del nostro paese. Un declino che a volte è stato relativamente superiore rispetto agli altri. Gli altri erano certo agli ultimi posti, erano già in difficoltà, ma quelli che erano primi invece si sono visti via via scavalcare, e questo è un tema che ci deve interrogare e che deve interrogare tutti, che bisogna mettere, affrontare con anche delle politiche industriali. Anche questo significa la sostenibilità di cui stiamo discutendo con la Commissione europea. Una svolta che noi per la verità già nella legge di bilancio avevamo scelto con coraggio, avviando un fondo per il Green Deal, che non è solo l'ambientalismo, che non è solo l'economia verde, ma è anche il modo di recuperare competitività, nuova competitività al nostro sistema produttivo, perché decarbonizzare le nostre fabbriche significa porle sulla frontiera più avanzata di quello che accadrà in Europa, perché questo tema è una necessità, è un'urgenza, è un percorso segnato, e noi possiamo scegliere se arrivare fino alla fine, metterci fuori da questo percorso o invece provare a guidarlo. Questa è la scelta che abbiamo in questo momento, e questa è la grande occasione che ci dà il Recovery Fund. Ecco perché noi siamo quelli che guardano al tessuto delle piccole e medie imprese italiane, ma non vogliono lasciarlo solo, perché l'idea del lasciate fare ognuno per sé è un'idea che non regge in un paese di 60 milioni di abitanti come il nostro. Ecco perché abbiamo bisogno di mettere in campo strumenti per crescere, strumenti per creare lavoro buono. Guardate, è singolare che questa cosa, per esempio, anche in Veneto l'abbia fatta io. No, io veramente lo voglio rivendicare così, dice che Alessandro, ne abbiamo parlato tante volte, con Vanessa ne abbiamo parlato tanto, con il sottosegretario Martella, insomma qui c'era un tema che la Lega aveva sempre promesso, sempre. C'è un'area portuale, quella di Marghera, c'è una zona che ha sofferto molto, che è quella del Polesine, si chiedeva una zona economica speciale da anni, da 10 anni, da 20 anni la Lega prometteva al Veneto questa zona economica speciale, ed è dovuto arrivare un ministro del Sud, della coesione territoriale, un ministro di sinistra, perché ma non è un paradosso, è esattamente lì la visione di andare a vedere bene che cosa accade nei territori, andare a discriminare anche laddove c'è maggiore bisogno e dare degli strumenti in più per ripartire, per rilanciare la zona economica speciale, perché noi la chiamiamo zona logistica semplificata rafforzata, ma è una zona che serve a riconnettere il territorio, ridare slancio, riguardare al futuro a alcune realtà che avevano sofferto in questi anni, avviare percorsi di investimento, di rinnovamento, di modernizzazione di quel tessuto produttivo, e l'abbiamo fatto. Adesso aspettiamo che la Regione ci presenti un piano di sviluppo strategico, io spero che arrivi il prima possibile, perché ogni giorno che si perde in questo significa un giorno in meno di opportunità, di impresa, di lavoro in quel territorio. Noi abbiamo mostrato la massima disponibilità, adesso aspettiamo, l'abbiamo fatto noi e aspettiamo. Ci sono altri strumenti che ne stiamo discutendo poco, io non spargo troppo la voce, perché accanto a questi fondi del Recovery Fund, nelle pieghe del negoziato, grazie anche all'impegno di un altro giovane ministro, il ministro Amendola, che è stato lì fino alle ore notturne ininterrottamente
e insieme al Presidente Conte a negoziare le migliori condizioni per l'Italia, noi abbiamo strappato risorse senza precedenti per i fondi strutturali e che non riguardano soltanto le regioni meno sviluppate, ma riguardano anche le regioni del centro-nord. E questi fondi a che cosa devono guardare? Io ho una proposta, l'ho detta alle regioni. Noi abbiamo un piano che è funzionato moltissimo, un piano nazionale per le città metropolitane, che guardava proprio ai contesti urbani marginalizzati, a quelli che si devono rigenerare, eccetera. Ecco, con queste risorse che arriveranno, care regioni, siete d'accordo o non siete d'accordo a fare un piano per rigenerare anche le città medie, per dare strumenti alle città medie, tipo come Padova, che è una città media che rischia di rimanere fuori dalle politiche, perché le politiche vanno spesso alle città metropolitane grazie alla legge dei grandi numeri, o magari ai piccoli comuni, perché bisogna giustamente rafforzarsi, e vi dirò subito come lo stiamo facendo, ma alle città medie bisogna dedicare un'attenzione, perché l'Italia è un paese di province. E la provincia è un elemento che ha segnato la storia lunga del nostro paese, della nostra democrazia. E certo, poi bisogna guardare a un tema che è straordinario, di straordinaria importanza. Io lo dico da tempo e ci sto lavorando perché è proprio il mio ministero, che è quello delle aree interne. C'era una bella intuizione nel 2012, fu di Fabrizio Barca, di avviare una sperimentazione per le aree interne. Io ho ripreso questa strategia, l'ho rilanciata, l'ho potenziata, cioè, dalla legge di bilancio ad oggi abbiamo assegnato ulteriori 500 milioni alle aree interne. Ci sono delle sperimentazioni anche in Veneto, alcune aree che hanno lavorato su questo, ma diciamo, molte aree interne rischiano di rimanere escluse, diciamo, da questa strategia, e noi invece con queste risorse dobbiamo trasformare questa sperimentazione in una politica strutturale che guardi a tutti i territori marginalizzati, a quelle aree più interne. Li chiamano i luoghi che non contano, e su questi la destra, la Lega, ha lavorato molto in questi anni, puntando sul risentimento, puntando sulla rabbia, puntando sul senso di abbandono, puntando su un'identità che proprio alla luce di questi sentimenti regressivi diventava un'identità chiusa, un'identità contro gli altri. Ma non bisogna andare nei piccoli centri, nei borghi, nelle valli, nelle aree interne a fare le sagre, a fare le fiere. Bisogna andarci a portare la banda ultralarga in quelle realtà, perché solo se ci porti la banda ultralarga quelli non sono più un piccolo mondo antico, un ideale romantico della campagna, ma diventano il luogo in cui puoi sperimentare nuovi modelli di organizzazione sociale, nuovi modelli di organizzazione produttiva, puoi immaginare percorsi di reinsediamento sia umano sia imprenditoriale in quelle aree, anche per gestionare le città, per limitare quei fenomeni che nel nostro paese sono diventati insostenibili, di pendolarismo continuo, che diventano uno squilibrio nei servizi, sia laddove c'è troppa agglomerazione sia laddove ce n'è troppo poca. Ecco la differenza, e c'è sempre una differenza in tutte le questioni tra la destra e la sinistra, e noi dobbiamo rivendicarla con maggiore forza, perché ci dicono che non c'è una strategia. Come non c'è una strategia? Noi la strategia l'abbiamo condivisa con l'Europa. La verità è che questa strategia, che punta su inclusione sociale, su coesione territoriale, su sostenibilità, su modernizzazione, su digitalizzazione, sull'idea che bisogna cambiare, mettersi in discussione, investire, ecco, tutta questa strategia è incompatibile con l'idea della destra. È incompatibile con l'idea della destra, per questo non la capiscono, per questo non dicono che non c'è, perché significa esattamente porre il tema dell'equità, e in tutto questo c'è una forma di equità, perché anche il tema della sostenibilità è una forma di equità, è un'equità intergenerazionale nei confronti delle generazioni future, per dargli un mondo migliore, ma perché se noi puntiamo sull'equità siamo convinti, questa è la strategia, di riavviare un processo di sviluppo più robusto, più sostenibile, più duraturo, più forte nel tempo. Questo è il tema su cui stiamo lavorando, e tutto questo è incompatibile con la destra italiana, è incompatibile con l'idea della Lega, e allora su questo forse dobbiamo anche avere maggiore coraggio, alzare la testa tutti noi, da Roma in giù nei territori, per dire che non c'è una Lega cattiva, una Lega buona. La Lega è solo una, purtroppo, e se qualcuno dice invece di rappresentare la Lega buona, prendesse una volta le distanze dalla Lega cattiva, prendesse una volta le distanze da Salvini, andasse a raccontare in cosa è diversa la sua idea di sviluppo da quella che ci propone Salvini. Questo lo dobbiamo dire con coraggio, perché qui si gioca sempre una battaglia in cui poi i voti dei veneti vanno
vanno a ingrassare la politica della Lega nazionalista di Salvini. Questa è la verità. E questo bisogna avere il coraggio di dire alle persone. Io vorrei dire che tutto questo nuovo percorso gli sfugge anche per una ragione. Gli sfugge anche perché fanno molta fatica a parlare di questo. E fanno molta fatica perché mentre noi ci battevamo per avviare questo nuovo corso in Europa, che significa un nuovo corso per l'Italia, una nuova stagione che può portare risorse che l'Italia non ha mai avuto, senza precedenti nella storia, nemmeno con il piano Marshall, i loro deputati europei, quelli eletti anche con i voti della Lega Buona, stavano lì al Parlamento europeo a votare contro questo percorso, che significa votare contro l'Italia. E allora noi dobbiamo discutere con tutti. Queste risorse non sono del governo, non sono di una parte politica, sono di tutti i territori e bisogna discuterne con tutti, sicuramente. Ma se vogliamo discutere di questo, almeno abbiate la decenza di chiedere scusa. Chiedere scusa non a noi, ma chiedere scusa ai cittadini, perché se ci fosse stati voi al governo, se fosse stato per voi, quelle risorse, quel nuovo corso non sarebbe mai arrivato. Questo è il cuore della battaglia politica. Questo è il cuore della battaglia politica che si gioca in queste settimane, e questa battaglia politica è in capo a noi, è in capo al Partito Democratico. Io sono orgoglioso di far parte anche di questo nuovo corso del Partito Democratico, perché se questo è avvenuto è anche merito della segreteria di Nicola Zingaretti, di cui Vanessa è un autorevole esponente. È venuto anche grazie alla battaglia che abbiamo fatto insieme ai gruppi parlamentari, anche alla battaglia che ha fatto la delegazione di governo del Partito Democratico. Adesso però questa battaglia deve vivere nei territori, e la responsabilità per farla vivere nel confronto con i sindacati, con le imprese, con le reti di cittadinanza, con il terzo settore di cui tutti parlano ma poi tutti si dimenticano quando bisogna farlo davvero, decidere e partecipare da protagonista alle decisioni. Questo deve essere in capo a noi. Ecco quello che dovremmo dire anche ai nostri alleati di governo, che di fronte a questa sfida si sono presi il lusso in alcune regioni di dividere il nostro campo. E allora è un errore che hanno compiuto, e noi questo errore dobbiamo superarlo parlando ai loro elettori. Noi dobbiamo andare dagli elettori, anche dei nostri alleati, e a dire che se c'è qualcuno che sta rappresentando un'alternativa difficile qui, molto complicata, se c'è qualcuno che sta combattendo per risalire, per provare a costruirla questa alternativa, quelli siamo noi. E nessun voto può essere sprecato, nessun voto deve essere sprecato in questa battaglia, perché un voto che va all'altra parte è un voto che fa un favore alla destra di Salvini e di Meloni. Ed è una battaglia più grande quella che siamo chiamati a compiere, ed è quella di provare a uscire da questa crisi con più sviluppo e più equità. Noi dobbiamo essere consapevoli che siamo gli unici nel nostro paese che ci hanno in testa questa cosa qui. Ecco perché in questa ultima settimana io vi devo salutare, perché purtroppo devo scappare, che stasera sarò a Vicenza per un confronto proprio su questi temi. Io vi dico che in quest'ultima settimana qui ci sono due candidati, con Vanessa abbiamo fatto un lungo percorso insieme di battaglia, e lei lo sa che mi piacciono le battaglie. In questa settimana bisogna sentirsi tutti candidati. Bisogna sentirsi tutti candidati, e con la difficoltà di convivere con questo Covid andare a parlare con le persone. Io sono convinto che con la ragione, mettendo in campo la forza di queste nostre idee, noi saremo nelle condizioni di provare ad affermare questo nostro punto di vista, perché mai come oggi la nostra idea, che è un'idea di coniugare l'uguaglianza con la libertà, di mettere insieme l'equità con lo sviluppo, è un'idea che diciamo ha una straordinaria attualità. Noi dobbiamo prenderla questa bandiera, portarla avanti con grande determinazione. È una battaglia che riguarda il destino di ciascuno, di ciascuna comunità, di ciascuna città, di ciascun territorio, ma è una battaglia più grande. Ecco perché sono qui a dare il mio piccolo contributo. Stamattina abbiamo avuto degli incontri anche istituzionali che sono serviti a provare a portare avanti alcuni progetti, alcune idee,
ma è una di quelle battaglie per cui vale la pena di combattere. E allora facciamola tutti insieme, con forza, con determinazione e con coraggio, e ritroviamoci dopo il voto con la forza delle nostre idee e l'orgoglio di avere portato fino in fondo questa lotta. Grazie.